Bella raga e bentornati sul canale delle Teste Endure MTB Team. Ci troviamo sul tetto della nostra regione, la Liguria, sul Monte Antola, un simbolo qui a Genova. Potete vedere alle nostre spalle il lago del Brugneto con un turchese spettacolare, la nebbia che risale dal ponente, il gruppo dei riders carichi, e adesso vi porteremo giù con noi in una delle più belle traversate da 1600 metri a 800 metri di piloggio lungo i crinali del Monte Duso, Costa della Gallina e gran finale racing sul trail di Coretta. Venite con noi e si parte. Prima parte molto panoramica, bisogna stare un po' attenti a questi tronchetti qua con qualche piccolo gradone scalinato dato dall'acqua. Sim apre le danze. Questo è uno dei giri alpini più conosciuti e più belli. Oggi parecchio fanghettino. No, hai sbagliato. Grande vacca sul trail, cosa che accade spesso qua. Vai culona, lasciaci passare, vai Simo. Wow! Sponda naturale, prima parte del sentiero scorrevole. State solo attenti perché è una zona ovviamente condivisa con tanti escursionisti, quindi nei punti ciechi rallentate. Oggi è una giornata di fine agosto un po' nuvolosa e praticamente ci siamo solo noi. Ah, questi pungono, cazzo. Vai dritto. Questo è un bellissimo canalone. Qua incrociamo le linee, attenzione. Simo la meglio.
lì. Oggi schiacciato dal team Fantic. Vai zio, schiaccia! Porco Dio! Alza le due pietre se hai piacere. Che linee sto facendo, Andre? Che linee sto facendo? Io ho fatto le tue. Allora fai anche questa. Minchia. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Altri due. Vai, Zion. Ciao! Comunque le dirò caro Simo Sim, nonostante il bagnatino, cioè stiamo martellando, Perché comunque la roccia e allora non darci mai i meriti, dai. Vai ancora, ti fermi dalla casettina, ok? Bellissime parti flow nelle faggete. Parte molto easy e scorrevole del Monte d'Uso, veramente bella. Sinistra, porco zio, la fangazza nell'occhio. Salve, grazie. Fermati qua, bomber. Abbiamo scollinato sul Monte d'Uso e da qui facciamo l'ultimo tratto. Vai Simo, a destra, ultimo tratto verso la Cappellina dei Bucci, sopra a Buoni di Pentema.
Wow. Porco sì, non si frena via. piano. Vai, vai, vai. E boom, cappelletta dei Bucci. Simo, occhio ai cancelletti, eh? Hai capito? Boom! Senza parte panoramica. Qua potete vedere tutta la Val Pentemina e la Valle Scrivia. Super single track molto stretto in costa, ma questa parte è relativamente facile, scorrevole. State solo attenti all'erba alta che dai lati potrebbe nascondere qualche pietra fiorante. Non ce ne frega un cazzo che è bagnato, facciamo finta che sia asciutto.
spettacolo. Madonna. Questa l'ho rischiata. Cosa? Sono fermato per l'ora. Questa è la sempre bella Costa della Gallina, è un sentiero ovviamente natural, come è gran parte di questo giro, e in questo potete apprezzare o odiare il fantastico Montecchina Ligure, tradotto il saliscendi. Ci sono diversi tratti in cui comunque ci sono dei rilanci, delle rampette e non sempre si riescono a fare in sella, però diciamo che è un po' lo scotto da pagare quando qualcuno si vuole godere questi giri alpini che sono spettacolari da un punto di vista anche di panoramiche, di ambienti. Ovviamente i sentieri sono un po' meno curati e un po' meno racing, anche se comunque devo dire che si sta difendendo sempre molto bene.
scorre a fianco a noi un tubo che ha una captazione d'acqua. Destra, occhio che qua hai messo male, eh. Punti tecnici sulla Costa della Gallina. Stretto Ieta di Roccia. Spaccacambio. Fermo Simo, fermo, fermo. Ok, e adesso hard line. Boom! Perfetto. Vai, vai, così, così. Ciao! Sulla destra. Vabbè. E siamo arrivati, signori, al ballo della gallina. Fermi. Vai fino in fondo. Vai, vai. Madonna, cosa hai fatto?
Nati. Secondo me è un bello stacolino. Eccolo lì. Falla una sgommata se hai piacere. Bello. Questa ciao. Boom! Come dicevo, i famosissimi Munta e Kinna.
Vai. Sentiero comunque da non sottovalutare, soprattutto per le sue parti un po' strette in costa. Con l'asciutto comunque è nettamente più facile. Oggi c'è un po' di lepego ma non eccessivo. Discesa hard, una delle più belle del comprensorio di Montoggio, la Goretta. Un saluto a Alberto e Alex e a tutta la MTB Scout che mantiene questi sentieri sempre in stile in chiave natural, e vi consiglio di dare un occhio anche al nostro video l'enduro dei Fiesti che abbiamo anche fatto recentemente, molto interessante, sempre su sentieri limitrofi. Questa è una delle discese primarie che fa, diciamo, un po' il cuore del comprensorio, ma è perfetta per concludere questo giro, anche se aggiunge molto pepe. Bello! Tratti gravity molto belli. Simo litiga con le rocce. Bene, va bene, credici. Dovevi tagliare di qua, vedi?
hardline. Mamma mia! Ciao! Ciao, ciao. Ok. Perfetto. Ciao! Tutta in sella! Veramente non per tutti, ragazzi, non per tutti. E boom! Se lo porta a casa! Wow! Wow! Cazzo, sto qua! Boom! Bene, chiudi. Bravo! Bravo! Parioma ti invidia. Occhio tornantino a gomito in fondo, allargati, allargati. Oh, lì ragazzi. Madonna, il gravity, zio. I bacchi, cazzo. Madonna, quali spremi i freni, veramente.
Meno male che non è più bagnato, venite. Parte finale veramente superlativa, gravity solo per addetti ai lavori. Ripidone! Boom! Bene. Occhio qua. Gran finale sulla gorretta. Come vi dicevo, molto gravity, molto... sono dei ripidoni che picchiano parecchio, però è veramente figo, ti dà quella botta enduristica di adrenalina che a fine giro veramente merita. Eventualmente si può anche valutare di concludere sfociando dalla cappelletta del Banca su uno dei trail del Banca un po' più easy, come la Ciccio ad esempio, che poi non è proprio così easy. Comunque sono tutte scelte che poi si possono fare in base al tour. A questo punto ne approfitto per ricordarvi che se volete traccia o info potete contattarci sulla pagina Facebook Test Endure MTB Team e richiederci anche di essere accompagnati in quanto guide locali. Questi sono gli ultimi tratti in saliscendi molto carini che poi ti fanno sfociare all'asfalto in località Castello e che poi porterà giù a Montoggio. Bella raga, da Luca Oro e i suoi compari è tutto, non ci resta che dire ah yeah!